Capisco perché mio padre si è ritirato. Dobbiamo trovare Dvora e l'amuleto. Andiamo, si riprenderanno presto. Dvora. E i terrestri? Ha rubato l'amuleto. Poi li ha aiutati a fuggire. Ci ha traditi per il dio del tuono. Mi hai ferito, Dvora. Preparate le legioni. Andiamo nel regno della terra. Strapperemo l'amuleto a quel diavolo di Rain. Siamo ancora interi. Pare che nessuno ci segua. Avete stabilito dove fosse diretta Dvora? Crediamo che vada al mare di sangue. Diavolo, Papà, sta venendo qui, da Quan Chi. C'è un portale segreto vicino al mare di sangue. Quan Chi lo ho costruito quando ci preparavamo a invadere il regno esterno. Grande. papà, che stai facendo? Perché sei nel regno occulto? Adesso chi è iperprotettivo? So che pensi di avere cose da farti perdonare, ma Lo sto facendo per Sonia e della famiglia. per questo sono preoccupata. Andrà tutto bene. Riguardati, capito? Anche tu riguardati. Ti voglio bene. Briggs chiude. Riggs chiude. Ti senti meglio o peggio? Non sono sicuro. Forse tutte e due. Staranno bene. La domanda è io come starò. Il fuoco incrociato è a posto. Ma perché Quan Chi viaggia con mezzi convenzionali? Sembra incapace di utilizzare appieno la sua magia. È più debole di quando ero al suo servizio. Sarina ha ragione. Lui non ha Shinnok come fonte di potere. È pur sempre Quan Chi, però. Hai accettato di farci da guida e osservatore, ma sentiti libero di assumere qualunque altro ruolo. Sono arrugginito. Non voglio compromettere la missione. Si avvicina. Ora! Merda. Non interferire, Jackson Briggs. Torna a nasconderti. Nascondermi. Forse l'ho fatto. Gotcha! Prendine un po'. Gotcha!
Mi ha tolto di dosso la ruggine. Bentornato a casa, Jackson Briggs. Questo inferno non è la mia casa. Però sei così pazzo da tornarci. Ho una famiglia da proteggere. Quan Chi mi ha riunito alla mia famiglia. Farà lo stesso per te. Getta la spugna. Farà lo stesso per te.
Quan Chi non ti ha aiutato. È possibile sfuggire a Quan Chi, Kitana. Posso aiutarti, come Bian ha aiutato Hai me. familiarizzato troppo con Bian. Hai permesso alle emozioni di corromperti. Le emozioni mi hanno liberata. Non capisco, Kitana. Io odio le cose che ho fatto qui. Ma a te piace essere un Revenant? Mi si addice, non sono più una vittima. Già, so cosa intendi. Ma non è il modo giusto per affermarti. Molto più letale di te. Getta la spada. La mia furia è inarrestabile. Voglio credere ci sia speranza per te. Madre di Dio. Molti sono morti, gli altri sono feriti. E i nostri amici? La situazione si è ribaltata. Sono fuggiti. Come state voi due? Io sto bene. Come pensavo. Dove stai andando? A impacchettare uno stregone. Da solo? Ti ammazzeranno. Non sarebbe la prima volta. Nonostante la debolezza, sei in grado di liberare Shinnok. Sono più che in grado. Ed ora? Sei sicuro che sia all'altezza? Sono certo che mi porterà l'amuleto. E io l'aspetterò. Jackson Briggs. Che piacevole sorpresa. Non c'è niente di piacevole. Così sei tornato da Raiden, il pazzo che segue altri pazzi. Raiden ha fatto il massimo, ha salvato il regno della terra. Mi ha assassinato! Non è vero. Tu non c'eri! Mi ha portato via tutto! Non meriti di tornare con lui. Invece imparerai che esistono cose peggiori della morte. Prendine un po'.
tue capacità. Invece imparerai che esistono cose peggiori della morte. Prendine un po'. Vorrei poterti aiutare, Liu Kang. Jax, non c'è bisogno di essere... Ora stai zitto! È bello essere tornato. Kenshi, ce l'ho. Lavoro eccellente. Io resto qui, ora in arrivo. Tu devi portare Quan Chi a Sonia. Lei gli farà sputare il rospo. Seduto. Non è la tua prima volta in manette, vero? Hai una parola di sicurezza? Avvisa il segretario Blake che abbiamo Quan Chi. Lo porteremo alla struttura di massima sicurezza di Fort Charles entro un'ora. Sì, signora. Voi due di guardia. Fra 20 minuti verranno a prenderlo. Oh, adesso si fida di me come babysitter. Cage, rapporto. Non abbiamo preso Dvora. Abbiamo seguito le tracce fino a Makeba Cliff, poi è scomparsa. Diavolo. Jackie crede che la fisiologia unica di Dvora ci permetterà di localizzarla. Sta riconfigurando il suo smartcom per seguirne i feromoni. Solo al mio ordine. Quanto manca? Ferite, non uccidete. Troviamo in 2 ore. Sergente, non avete 2 ore. Serve che la troviate immediatamente. Sonia. Cassie, apprezzo quello che state facendo, ma non c'è tempo. Riporta qui la squadra, dobbiamo riunirci e riposizionarci. Sì, signora. Fanno del loro meglio. Lo so. Generale, abbiamo un ospite. Voi due siete amici, giusto? Sapevi del suo arrivo? Affatto. Generale, Maestro Asashi, non ho ricevuto notizie di questa visita. prenderò Quan Chi. Abbiamo tutto sotto controllo. Forse... Deve morire. Raiden ne ha bisogno. Senza Quan Chi non possiamo rianimare Liu Kang e gli altri Revenant. Li lasceresti intrappolati? Come lo eri tu? A me interessa soltanto Quan Chi. Non farlo, Hanzo. Ti abbatterò. Allora siamo in stallo. Semeru!
Quan Chi è mio. Questa è la tua fine. Non voglio farti del male, generale Blade. Richiama i tuoi uomini, Hanzo! Se tieni alla nostra amicizia, consegnami Quan Chi. Ritirati. Senza Sento sei vulnerabile. Proprio come ai vecchi tempi. Niente autografi, grazie. Come sto andando? Ma una faccia può fare così. Puoi piangere se vuoi. Solo la morte di Quan Chi attenuerà la mia ira. Hanzo, no! Hai guadagnato fiducia per lo Shirai Ryu. Non sprecarla uccidendo un vecchio stregone avvizzito. Quello stregone avvizzito è l'artefice della mia sofferenza.
Maestro Asashi, ti sono grato di essere qui. Parla francamente. Preferirei non attardarmi qui. Tu rimetti in piedi lo Shirai Ryu, mentre io ricostruisco il Lin Kuei. Cerchiamo di cancellare il passato oscuro dei nostri clan, di dedicarli a proteggere il regno della terra. Questo scopo comune ci permette di mettere fine ad antiche rivalità e ripartire da zero. Confesserai quello che hai a lungo negato? Che le mani del tuo clan sono sporche del sangue dello Shirai Ryu? Del sangue della mia famiglia? Il nostro onore è senza dubbio macchiato. Ti prego, siediti. Dopo che tu e io ci siamo liberati dal controllo di Quan Chi, ho cercato il mio clan. Speravo che una ribellione interna avrebbe annullato i piani del Gran Maestro. Ma Sector aveva realizzato la visione di suo padre. Il Lin Kuei era completamente cibernetico. Giurai di uccidere Sector e i suoi seguaci, riformare il Lin Kuei e ripristinare il nostro onore. Non sono interessato alla politica del Lin Kuei, Sub-Zero. Quando infine uccisi Sector, scoprì che il Lin Kuei non aveva sacrificato il suo onore con l'iniziativa Cyber. L'avevamo abbandonato molto tempo prima. Non ci sarà pace, Scorpion! Frost, il Lin Kuei è ancora senza onore. Maestro Asashi, aspetta. Che cosa? Altri tradimenti? Avrò la tua testa! Avrò la tua testa!
La nostra storia finisce qui, Sub-Zero. Perché l'hai fatto? Non ti ho condotto qui per tradirti. Frost è forte, ma manca di buon senso. Non riesce a vedere la saggezza della pace. A lei ci penserò io. Tu parli dell'onore perduto del Lin Kuei. Per anni ho creduto che tu avessi erroneamente incolpato il Lin Kuei della morte della tua famiglia e del clan. Ma le cybermemorie intatte di Sector hanno svelato la verità. Il Lin Kuei deve rispettare i patti, Sector. Il Gran Maestro ha dato a Shinnok la sua parola. Shinnok usa le bugie come moneta, come fai anche tu. Il pagamento mi è dovuto. Ho sterminato lo Shirai Ryu come promesso. Hanzo Hasashi è vivo. È lui il tuo spettro, Scorpion. Ho creato Scorpion dall'anima di Hasashi dopo la sua morte. Abbiamo rispettato il patto. Alla lettera, non nello spirito. Nulla ti è dovuto. Harumi. Satoshi. Se avessi saputo della complicità del mio clan nell'estinzione dello Shirai Ryu, tutto sarebbe diverso ora. Ho ucciso tuo fratello perché pensavo che lui... Quan Chi è responsabile della morte di Bi-Han. Sector si sbagliava. C'è un debito da pagare e Quan Chi lo pagherà. Forza, slegalo. Scorpion, possiamo... Il mio nome è Hanzo Hasashi. Hai ucciso mia moglie, mio figlio, e poi ti sei fatto strada nella mia testa. Hai deviato la mia vendetta. Mi sei costato l'unica possibilità di riportarli in vita. La tua famiglia... Io... Silenzio, stregone! Nulla può salvarti ora. Finalmente tu provi il mio dolore. Scorpion, basta! Quan Chi!
Vieni qui! No! Stodai. Mystic. Nikama. Nikoniai. Sangue chiama sangue. Il tuo debito è pagato. Liberaci, subito! Shinnok. Come sono insignificanti. Questo essere saluta Lord Shinnok. Quan Chi sceglie bene i propri servitori. Saggia riportarmi in vita nel regno della terra, oltre le loro difese. Quan Chi li ha ingannati. Ha lasciato che lo catturassero. Sapeva che lo avrebbero portato qui. Peccato non possa vedere il suo lavoro completato. Non ci saranno sorprese da parte vostra, signor Cage. Prendetelo. Sia lode a Lord Shinnok. Mettiamoci subito in marcia. Ci sono forze terrestri nel regno occulto. Ne sono cosciente. Verranno neutralizzate. Oh, merda. Mamma! Dov'è papà? Shinnok. Mamma, dove sono andati? Mamma! Tuo padre, prigioniero di Shinnok, al Tempio Celeste. Raiden! Raiden, mio vecchio amico. Maestro Boraicho, sono lieto di vederti. È passato tanto tempo. Troppo, sì, troppo. Noi vecchi guerrieri dobbiamo restare uniti, eh? Certamente. Presumo che le recenti circostanze abbiano accelerato il tuo arrivo. Sì, sì. Sono preoccupato che Shinnok possa tornare. Ho cercato di contattarti. Temevo il peggio. Quando Kano ha rubato l'amuleto di Shinnok, ha lasciato una trappola. Per disinnescarla mi sono dovuto recare in molti strani regni. Devo ritirarmi nella sala del Jinsei, recuperare le mie forze. Sei prossimo a recuperarle, allora? E l'amuleto di Shinnok? Non lo so. Disattivare la trappola di Kano ha richiesto tutta la mia attenzione. Quando sarò di nuovo in forze, conferirò con il generale Blade. Se solo avessimo potuto distruggere Shinnok durante l'ultima guerra. Se solo fosse mortale. Quanta bellezza. È come ammirare gli stessi dei anziani. Conservo la speranza di poter volgere questa crisi a nostro vantaggio. In che modo? La magia di Quan Chi tiene imbrigliate le anime di molti a noi cari. Catturiamolo e potremo costringerlo a rilasciarle. Liu Kang e Kung Lao rigenerati. Suppongo che sia possibile.
Finché Quan Chi è vivo. Ho penato a lungo per aver abbandonato le loro anime al male del regno occulto. Kung Lao e Liu Kang erano come figli. Smuoverei cielo e terra per riportarli alla luce. È come ha detto Maestro Boraicho. I maestri Shaolin sono su quella nave. Boraicho ha parlato di 2 navi. L'altra è ancora ferma. Dobbiamo scoprire la sua destinazione. Li farò parlare. Me ne occuperò io. Niente misure straordinarie, Kung Lao. Hanno attaccato l'Accademia Wuxi e ucciso Maestro Wen. Anche con i Tarkatan ci sono confini da non oltrepassare. Sì, Lord Raiden. Non riesco a credere che Shao Kahn abbia lanciato un attacco così sfrontato. Ha dimostrato la vulnerabilità del Regno della Terra. Shao Kahn sapeva che non avremmo avuto altra scelta che accettare un nuovo torneo. Liu Kang ha sconfitto Shang Tsung. Batterà anche Shao Kahn. Al momento giusto, Kung Lao. Prima liberiamo gli Shaolin. Tutti a bordo? Questo essere salpa con la marea. Siamo pronti. Shao Kahn chiede che agli ostaggi non sia fatto alcun male. Le loro ferite non sono mortali. Lo spero, Baraka. Per il tuo bene. E anche per il tuo. Se fate loro del male, ne risponderete a me. Adora! I Tarkatan si fanno battere così facilmente? Empalahei, Baraka. Minacce vane, Raiden. Non assisterai al torneo. Tornerai alle lande senza alcuna ricompensa. Fatti da parte. Va tu, Wonkia! Quale potere? Cosa sei, Raiden? Sono fatto di verità e luce. Proteggo il Regno della Terra. Questo essere non si cura del Regno della Terra e non adora alcun dio. L'essere è disposto.
Quando un dio parla, ascoltalo. Non erano così fastidiosi. Solo ghigni e grida. Liberiamo chi è a bordo del vascello. Poi troverete la seconda nave. Dove andrete, Lord Raiden? Il torneo inizierà presto. Raggiungetemi appena vi è possibile. Ce la faremo, Lord Raiden. Di questo sono certo. Boraicho! Ecco che un altro dei tuoi alleati diventa mio. Quando morirà, reclamerò la sua anima. Non conosci il suo potere. La sua anima non può essere soggiogata. Dobbiamo ucciderlo, Lord Shinnok. Non ancora. Sarà testimone mentre conquisto il suo regno. Poi io lo imprigionerò come lui ha fatto con me. Non canterei vittoria prematuramente. Io ho già vinto, Raiden. Kung Lao, desisti. Io servo Shinnok e il Regno Occulto. Perché Shao Kahn ti ha assassinato. Tu hai permesso che accadesse. Non sarò passivo nella tua scomparsa.
Meritavi un fato migliore. Questo non è il tuo destino, Liu Kang. Altre visioni, Raiden. Vedi ancora il futuro. Niente più visioni, ma so cosa sia giusto. Mi trovo qui per mano tua. Un incidente che mi perseguita ancora oggi. Vorrei ringraziarti. Mi hai liberato. E il dominio degli anziani che servi. Aiuterò Shinnok a porvi fine. Aiuterò Shinnok a porvi fine. Pensa più in fretta. Hai perso, dai. Mi spiace che i nostri sentieri siano giunti qui. Corromperai mai il Jinsei, Shinnok. Ci siamo combattuti per eoni, Raiden. Oggi finalmente tutto finirà.
Shinnok. Anche adesso, altri verranno per sconfiggerti. Fra 15 minuti siamo là. Entreremo nel Tempio Celeste da terra. Perché non direttamente? Esiste in un differente stato quantico, sfasato di poco dalla nostra realtà. Non si raggiunge con mezzi convenzionali. Cosa? Siamo soli. Nessuno ci aiuterà. E dobbiamo farcela, oppure... Noi ce la faremo. Diavolo. Che cos'è? Non lo so, ma punta verso di noi. I dei anziani abbiano pietà. Allacciate le cinture, devo portarla giù. L'ingresso del tempio è a 15 chilometri da qui. Tra i boschi al chiaro di luna. In un altro momento sarebbe rilassante. Non ti facevo un tipo da vita all'aperto? Mia madre e io vivevamo vicino a una foresta simile. Mi ricorda quei tempi. Una volta finito qui, potremo andarci. Vaffanculo. Siamo a piedi. L'onda d'urto ha fritto i cavi. Allora andiamo. Non abbiamo molto tempo. Che ci fanno qui? Credo che cerchino l'amuleto. Dobbiamo dirgli di Shinnok. Chiediamo una tregua. Portatemeli! Forse no? Nel bosco, forza! Il loro silenzio. Nascosti. Ermac, li perseguiamo, ma la foresta pullula di anime. Sì, sono vicini. Fuoco, eterna divina! Io ti vedo. Jackie, attenta! L'hai ferito? Ne rispondi a me. Ti stai divertendo?
Torna strisciando sotto la roccia, Reptile. Aspetta, hai bisogno di acqua. Testa in su. Ci vedi? Sì, è annebbiato, ma... Va meglio. Che spettacolo. Continuiamo dopo. Prima le signore. Io prendo Ermac. Sei la progenie di Jackson Briggs. E ne sono orgogliosa. So cosa gli hai fatto. A tuo padre abbiamo preso le braccia. A te prenderemo la vita. A te prenderemo la vita. Dacci dentro, lascia stare.
Questo è per te, papà. Sciacca! Schiaccia, schiaccia, Thor! Tuoi occhi brillano. Noi strappiamo! Inganno! Falsità! Basta inganni. Solo una bella scazzottata. Per quello perdi. Due per uno. Lo prendo. Sappiamo che Dvora è qui. Dov'è l'amuleto? Kotal Khan, la situazione è cambiata. Non osare mentire a me. Diglielo. Non ancora. Deve sapere che... Sono occupato. Vi ucciderò entrambi. Shinnok è stato liberato. Si trova nel Tempio Celeste di Raiden. Ha già infettato la forza vitale della Terra. Il regno della Terra ormai è perduto. Non se uniamo le forze. Placherò Shinnok con le vostre teste e nel frattempo rinforzerò le difese del regno esterno. Devi aiutarci, Kotal Khan! È tardi per il regno della Terra. Shinnok ora è il suo padrone.
La morte coglie tutti. Shinnok ora è il suo padrone. Assaggia la lama di Ostek! Assaggia la lama di Ostek! Non mi fai paura. La morte toglie tutti. Fai la battaglia sbagliata. Meglio stare con noi. Basta così. Fa culo. Non so voi, ma questo è sempre stato il mio sogno. Che razza di sogni? Schiavi, voi morirete stanotte. Nita! Insieme avete resistito a grandi avversità. Altri guerrieri non si sarebbero battuti altrettanto bene. Grazie, Gran Maestro. Rimarrò qui per rispedire Kotal Khan nel regno esterno. Dirigetevi al Tempio Celeste. Il regno della terra dipende da voi. Lord Shinnok è ormai finito. Presto la corruzione del Jinsei sarà irreversibile. Poi